Benvenuti all'oroscopo del vostro Alessio Creazzo. Vediamo cosa ci riservano le stelle in questa calda estate. Toccaferro, perché stanno qualche segno lo ciapparà in culo. Ariete. Per voi altri dell'Ariete sarà una vacanza infuocata, solo che al posto delle solite cartoline vi arriverà a casa 2 autovelox. Lista prossima, se meglio che ne venga Graziella. Toro. Che bello andare in vacanza con la fidanzata, ma su con le recce, perché l'anno scorso la si era fatta montare dall'animatore, dal bagnì e dal portiere pakistan dell'albergo. Gemelli. Sarà un'estate memorabile. Porte via una valisa dei goldoni che sicuramente non doparè, però vi tornerà utile per fare i gavettoni con i vostri amici. Cancro. È inutile che spendi tanti skate per andare in discoteca, tanto non ve caga nessuna. Piuttosto resta a casa, stravacca sul divano a guardare un documentario sulla falegnameria e sulle seghe. Leone. Cari maschietti del Leone, sarà la vostra estate fortunata. Ne ciavarei così tante che vari iuvi come le prugne secche, ma ci appega rento perché da settembre si tornerà alle manovelle. Vergine. Cari maschietti della Vergine, quando andate in discoteca guardate ben prima di portarvi a casa una donna in letto, altrimenti vi capita come il mese scorso che vi si porta a casa la Teresa, la biondona con la sorpresa. Bilancia. È inutile che perdi tempo a conoscere le tose sotto gli ombrelloni, tanto a si così spiega che se andate da una puttana la vedete che le ha il mal di testa. Scorpione. Periodo fortunato. È una donna che vi cerca insistentemente. La padrona dell'appartamento e vi dice che vi si dismenterà di pagargli l'affitto. Brutti morti di fame. Sagittario. Cari maschioni del Sagittario, quest'estate farete una strage di cuori. Sono ben 3 proposte in una settimana. Una è la cicciona da 120 kg che vi abita di fronte. Una la vecchiotta del piano di Sora e l'altro il fornaro culiaton. È meglio che vede fuoco col gasolio. Capricorno. Vi aspetta un periodo così sfigato che è meglio che scappare in Ruanda. Vostra amorosa vi tradisce col vostro migliore amico. E il paron vi licenzierà a breve e ora di fine mese vi venirà fuori le emorroidi. Acquario. Bella notizia in arrivo. Vostra amorosa si è incinta al 3° mese, solo che se da 6 mesi che non ve la dà. Quindi fasi 2 conti. Gavi picorni che cavei insulsi. Pesci. La settimana prossima il paron darà un premio produttività ma a tutti i dipendenti fuori che a te, perché te che stai sulle bale come le ortighe in un campo dei nudisti. È meglio che cambiai lavoro prima che vi arriva anche una scarpagna e le baliotte. E con questo è tutto. Mi dispiace se qualche segno sarà sfortunato, ma non stai preoccuparvi, perché prima o poi la dea bendata venirà a bussare alla vostra porta, solo che quel giorno voi altri sarete al bar a imbriagarvi. Saluti a tutti!